Allora, stiamo parlando del periodo estivo, dei rischi in cui possono incappare gli anziani che sono più soli. Mi viene in mente anche il rischio truffe, perché proprio la solitudine li rende adescabili e quindi più esposti che non in altri, ma sono sempre esposti in realtà, perché poi non c'è una stagione, però per carità, quando ci sono vicini i figli, c'è la città che è molto attiva vicino, ti puoi essere più tutelato. In questo periodo invece magari uno può anche incappare in situazioni difficili, non vuole disturbare nessuno, non sa neanche più chi chiamare e poi la situazione diventa peggiore, non è vero? Beh, da questo punto di vista io credo che anche in TV, anche il Ministero stesso è attento anche a divulgare informazioni, ad avere numeri di telefono dedicati, queste cose qua. È chiaro che anche qua serve il buon senso di non aprire la porta immediatamente, non firmare niente, non lasciarsi abbindolare da false tragedie che non sono altro che un imbroglio per vedere di estorcerti i soldi, e quindi da questo punto di vista è un'attenzione che serve sempre. Però come diceva lei è sicuramente un momento in cui meno gente in giro, magari chi ne approfitta è più... Sì. L'altro dato sulla sicurezza invece è la questione degli infortuni domestici. No? Allora, da questo punto di vista, oltre ad avere le cautele che servono, attenzione con le prese, non avere tappeti per terra, soprattutto quando ci sono anziani, perché magari non cammini bene o altro. Io credo che per esempio, oltre alla questione del buon vicinato, parlare col medico, sentire i servizi sociali, avere il telesoccorso in casa può essere una buona cosa, per esempio. E però avere quei 3-4 numeri importanti che sono il 118 per i problemi sanitari, 112 per la sicurezza di altro genere e il numero di un vicino, perché è quello che garantisce di più in termini di presenza immediata. Di intervento. Quali sono gli errori più frequenti che una persona sola, anziana, commette? In base alla vostra esperienza, e quindi qua partiamo anche da casi pratici, insomma. Beh, sicuramente il fidarsi troppo delle persone, ma non puoi vivere se non ti fidi delle persone che hai intorno, quindi è un bel dilemma. Quindi la capacità di avere attenzione a misurare bene con chi hai a che fare. È che quando sei anziano, finché sei lucido, presente, queste cose ti vengono anche in maniera naturale, ma quando invece magari sei un po' più avanti con l'età, sei in un momento anche un po' debole, più debole, magari il rischio che corri è un po' di più. Però le attenzioni di base, anche quella sulla sicurezza in casa, credo che o le costruisci per tempo. Per dire, esatto. Io in casa non ho più un tappeto, ma non perché cammino male io, ma perché avendo avuto in casa una persona che ha fatto un ictus, i tappeti sono spariti e non li ho proprio più rimessi, quindi evito l'inciampo e quindi attenzione ai fornelli, a spegnere il gas. A spostare la pentola troppo pesante dai gas. Quindi bisogna stare un po' attenti su questo, insomma. Quindi è la quotidianità che a volte potrebbe essere... Ma perché a volte siamo talmente abituati a fare le cose che non ci rendiamo conto, che non siamo più quelli di 10 anni prima. Che abbiamo un calo di attenzione o per esempio non hai più una presa forte come in passato. Sono magari piccole cose che se tu mentalmente non le accompagni, non te ne rendi conto, vai tranquilla ed è quando che poi... Vanno anche accettate, secondo me, perché anche questo è un discorso. Sì, ma perché è un'evoluzione dell'età, però un conto è che tu ne prendi coscienza gradualmente, un conto è che ti trovi lì
È tutto come un per colpo esempio senza averci pensato, sono due cose diverse. Sì. È un'altra cosa che fanno molti anziani in periodo per passare il tempo, è perché magari si mettono a fare le pulizie di casa o potature strane, pulizie negli scaffali più alti, tirar giù. Sì, lì magari ci vuole anche un po' di aiuto, un po' di... No, ci vorrebbe che non bisogna farlo, perché se cadi ti spacchi l'anca, poi sono problemi d'estate ancora di più, per cui quelli sono proprio, dovrebbe esserci dei luoghi. Quei lavori lì ovviamente vanno fatti in sicurezza, no? Infatti. Io per esempio non lavo i vetri se non ho qualcuno in casa, per dire, ecco. E già il fatto di avere uno lì che ti tiene la scala piuttosto che però sono accortezze che devi importi, perché non hai più la flessibilità corporea e la prontezza di anni prima, però è un accompagnamento che dobbiamo fare mentale. Infatti bravissimo, è quello che diceva, proprio un fattore di consapevolezza e di accettazione, che cambi, esatto, che non c'è un cambiamento. Non sei decrepita, ma cambi. E quindi devi misurare le cose in maniera diversa. Prima abbiamo accennato all'alimentazione, che è un altro aspetto importante, perché poi ci sono molti anziani che sono chiusi in casa con l'aria condizionata, perché ormai hanno tutti l'aria condizionata anche abbastanza bassa, e poi escono, escursione termica importante, sì. E poi comunque mangiando con l'aria condizionata mangi di più di quello che dovresti. E poi viene sonnolenza, sono tutta una serie di situazioni che non sono proprio salutari d'estate, no? Come sempre il senso di misura, cioè lo sbalzo di temperatura adesso anche con questi giorni molto caldi, no? Allora io 2 ore fa ero in un ufficio con il golfino sulle spalle, per dire. Sì, perché è vero, esci e c'è l'inferno dal punto di vista del calore. Allora anche qua giro con la bottiglietta d'acqua e ogni tanto un sorso, tanto per... però bisogna dosare le cose, bisogna avere senso di misura. Ecco, però io credo che al di là di tutto il vero problema di questo tempo sia la solitudine. No? Ma infatti stavo pensando anch'io, perché poi alla fin fine se uno si sente solo si rende conto di tante problematiche, se uno è impegnato insieme vicino agli altri le prende tutto diversamente. Allora, no? Io avevo mia madre che faceva sempre parole crociate. E allora se tu senti i geriatri ti dicono la mente è un muscolo, la devi tenere allenata, ma la tieni allenata anche stando seduta, non guardando la TV, perché la TV la subisci, certo. No? La subisci. Mentre invece se tu fai parole crociate, un domino, un puzzle, lavori a fare, queste cose, tu hai la mente che lavora, e anche questo aiuta a mantenere un'attenzione alta anche nella quotidianità delle cose. Mentre invece nel momento in cui tu ti rilassi, ti siedi e sei lì, molli. Cammini meno, invece camminare fa bene. Ma anche il fatto di parlare con le persone, perché se uno non è abituato a parlare, bisogna trovare anche luoghi dove, quindi centri anziani per esempio, parrocchie che fanno qualche attività, ma anche un semplice caffè al mattino con le amiche. Però mantenere i collegamenti, i rapporti di amicizia, mantenere i collegamenti. Quindi anche trovarsi in luoghi dove è possibile mantenere questi collegamenti. Anche i giardinetti, all'ombra, i giardinetti. Darsi l'appuntamento, sforzarsi di uscire, mantenere la parola dell'appuntamento. Con le vecchie amicizie, ricordare il passato, perché no? Parlare dei nipoti, perché no? Parlare degli acciacchi che abbiamo, perché no? Perché ci viene del tutto naturale quando abbiamo una certa è anche uno età, sfogo, no? una condivisione, no? Questo è importante. Però ti aiuta anche a mantenerti sveglia, a mantenere
mantenerti in attività. Esatto, è quello di mantenersi. Anche questa è prevenzione. Infatti, a proposito di prevenzione, si previene anche con particolare attenzione alla sicurezza in generale, l'abbiamo detto, sicurezza non far entrare persone strane in casa, questo è un altro aspetto molto importante. Non fidarsi di lasciarle lì, andare in camera a prendere. Girano normalmente in due, per cui uno ti tiene occupato e l'altro guarda in giro. Quindi, e poi si prende una tal paura quando succede che sì, immagino. Cioè resta però torno a dire, capiteranno sempre, qualcosa capiterà sempre, però dipende anche un po' da noi, dalle attenzioni che ci mettiamo, quindi non da una diffidenza nei confronti di tutti, no, ma da attenzione rispetto alle situazioni che si presentano. Infatti, questo è importantissimo. Quando capita l'incidente, la caduta, oppure le persone si sentono un po' più fragili, il giramento di testa, che cosa è bene fare se il proprio medico non c'è? Perché pronto soccorso? Allora, intanto abbiamo il nostro medico di riferimento che dovrebbe in qualche modo risponderci. E poi sicuramente c'è il pronto soccorso, la guardia medica sera, sabato, e che rispondono, perché normalmente è un servizio che risponde, chiami e rispondono, magari non vengono, ti dicono però cosa fare. Quindi, ecco. Poi c'è qualche casa di riposo che si è organizzata a dare anche qualche risposta, quindi anche su questo bisognerebbe incentivare un po', bravissimo, in maniera da garantire una rete che copra le varie situazioni, perché il medico non c'è sempre. Infatti, quello è il problema. Ecco. Quindi adesso molti medici sono organizzati in gruppo, per cui magari non trovi il medico ma trovi l'infermiera. Però anche loro possono dare una mano, per cui non è che uno deve fissarsi col proprio medico. Quando ti capita qualcosa, il primo bisogno che hai è di trovare una persona che ti tranquillizza, che ti chiede cosa hai, che ti tranquillizza e che sa chi muovere perché ti venga in soccorso. Che è l'altra cosa importantissima. Questo è il problema più... Certo. E allora voi avete organizzato comunque diverse attività, per cui ci sono tante... Le nostre associazioni, sì. Esatto, le associazioni. Qual è l'associazione così che le viene in mente che potrebbe essere più interessante da proporre ai nostri telespettatori? Ma adesso io non è che ho sotto mano, abbiamo quasi 400 associazioni iscritte alla nostra Anteas, quindi sono tante, comunque l'Anteas. Allora, da questo punto di vista dipende molto dai bisogni che hai, perché per esempio abbiamo le associazioni che seguono gli ammalati di Alzheimer e i loro familiari, quindi i caregiver, e lì loro hanno un punto di riferimento. Certo. Quindi cercare l'Anteas della CISL. Sì, cercare le associazioni, allora, piuttosto che niente, qualsiasi associazione va bene, diciamo, no? Perché se vai in una grossa città come Padova, magari associazioni ne trovi tante, magari in un paesino piccolo ne trovi una, quindi va bene. Però se hai collegamenti, se hai qualche situazione particolare, trovi le associazioni che seguono anche situazioni come Alzheimer, per esempio. Ecco, quindi. Allora, noi siamo giunti al termine, quindi abbiamo fatto una chiacchierata cercando di tirare fuori con Maria Trentin più argomenti, più problematiche possibili che possano capitare. Non le avremo trovate tutte, però insomma abbiamo dato dei punti di riferimento. Se proprio non vi viene in mente niente, vede la puntata FNP CISL, c'è sempre qualcuno agli sportelli, e quindi chiamare FNP CISL, raccontare il proprio problema, fare due chiacchiere con chi risponde e senza dubbio si verrà indirizzati. Noi ci rivedremo più avanti a questo punto, dopo le ferie, esatto, dopo le ferie estive, con tante iniziative, con discussioni, con approfondimenti anche per quel che riguarda l'invecchiamento attivo, che è un tema estremamente importante, non finiremo mai di dirlo. Grazie e buona estate anche a lei. Grazie, altrettanto. E anche a voi cari telespettatori, naturalmente poi ci rivedremo, ci riaggiorneremo e chiamate le sedi dell'FNP CISL sul territorio. Buon proseguimento.